2, 3. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Bentrovati a Brescia Velesa, iniziamo con una domanda storico-artistica. Il busto di Giuseppe Mazzini a Brescia dov'è collocato? In piazza Martiri di Belfiore, prima ipotesi, in piazzetta Vescovado oppure in piazza Mercato? E in dialetto che cos'è? È il brognocol? È l'albero dell'albicocche? È il martello oppure il bernoccolo? E attenzione, storia per la terza domanda. In che anno Brescia offrì la cittadinanza onoraria a questo signore che avete riconosciuto, Giuseppe Garibaldi? Nel 1858, nel 1860 oppure nel 1862? Insomma, c'è poco da scherzare, anzi sì, un pochetto si può scherzare, tra poco qui a Brescia Velesa, grazie. Sara, tu di cosa ti occupi? Sono una studentessa di lingue, Sì. in particolar modo lingue nel contesto commerciale, Ah, caspita. perché appunto voglio lavorare nelle multinazionali. Dov'è collocato il busto di Giuseppe Mazzini? Tu sai chi è Giuseppe Mazzini? A Brescia c'è un busto di Giuseppe Mazzini, per ricordarlo. Dove sta? In piazza Martiri di Belfiore, in piazzetta Vescovado o in piazza Mercato, secondo te? Piazza Martiri Belfiore? Piazzetta Martiri di Belfiore, vorresti fare un selfie con Giuseppe Mazzini se passi di là. Il brognocol, che cos'è il brognocol? L'albero dell'albicocche è il martello oppure il bernoccolo? Bernoccolo? Bernoccolo, ogni tanto ti capita di pigliare qualche bernoccolo la notte quando ti alzi per Sì, andare a sì. E in che anno Brescia offrì la cittadinanza onoraria a Giuseppe Garibaldi? Nel 1858, nel 1860 oppure nel 62? Ammetto di essere impreparata. Non è la tua materia la storia. Nel senso, per cui proverò con una fortunata 58, assistenza sì, del dall'alto. cielo, esatto, quindi dico 60. C'è la signora Lucia, pensionata, vero? Sì, pensionata. Da tanti anni, signora Lucia? Sì, da un po' parecchio, beh, non diciamolo. Senta, signora Lucia, dov'è collocato il busto di Giuseppe Mazzini? In piazza Martiri di Belfiore? È in piazzetta Vescovado o in piazza Mercato? Lei conosce il centro? Sì, in piazza Martiri di Belfiore. Piazza Martiri di Belfiore. È il brognocol in dialetto bresciano, poi si sa che ci sono anche delle accezioni un po' diverse, delle sfumature sul dialetto. Ma secondo lei che cos'è? È l'albero dell'albicocca, è il martello oppure il bernoccolo? Ma l'albero dell'albicocco, però... L'albero dell'albicocco, brognocol. È brognocolo o bernocol? Dipende. Il bernocol è un bernoccolo in testa. Che magari ti casca l'albicocca ancora acerba e ti provoca il bernoccolo. Senta, in che anno Brescia offrì la cittadinanza onoraria a Giuseppe Garibaldi? Nel 1858, nel 1860 o nel 1862? Ma qui non ricordo Eh la beh, storia, vorrei però vedere. 1800, facciamo quella in mezzo, 1862. Che era 60 però quelle in mezzo. 60, fa 60. Ecco qui le soluzioni ai quiz di oggi. Il busto di Giuseppe Mazzini a Brescia è collocato in piazza Martiri di Belfiore. È il brognocolo in dialetto bresciano, mamma mia poretto, è il bernoccolo, lui poveretto se l'è procurato davvero serio. E Brescia offrì la cittadinanza onoraria a Giuseppe Garibaldi nel 1860. Anche per oggi è tutto, speriamo di avervi fatto una breve ma simpatica compagnia. Appuntamento alla prossima, grazie.